Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Adele uccisa dai mostri, la testimonianza dell'amica della donna romena trovata morta nei pressi del porto di Catania. Fanno male alle donne deboli, anche io violentata, si indaga per omicidio. Il Medio Oriente in fiamme, paura anche a Dubai, il racconto di una giovane imprenditrice siciliana. Non avrei mai pensato di trovarmi in guerra, voli sospesi all'aeroporto di Catania. Arrestato un uomo fuori dal carcere di Caltanissette, in auto aveva un drone, cellulari, droga e denaro. Di Scemi sorvegliata speciale con attrezzature tecnologiche, i movimenti della frana vengono controllati con i satelliti. Sporcizia e scarafaggi in 2 macellerie della fiera di Catania, chiuso per carenze igieniche anche il ristorante di un centro commerciale. La bravata di 4 ragazzi che si sono arrampicati sul pilone di Messina, il traliccio ormai inutilizzato. Calcio, brucia la sconfitta dell'Adriatico per il Palermo che si allontana dalla vetta. Inzaghi, non siamo stati gli stessi delle ultime partite. In Serie C finisce 0-0 il primo big match a Salerno, i rossazzurri pareggiano e adesso si troveranno di fronte al Benevento volato a +7. Dunque parla ai nostri microfoni un'amica della donna romena trovata morta nei pressi del porto di Catania. Se la prendono con le donne deboli, anche io sono stata violentata, si indaga per omicidio. Tonino De Mana. Lo dovete chiedere ai mostri che ci sono qua a Catania. Ai mostri? Sì. Lo ripete più di una volta con un filo di voce e parla di mostri. Quei mostri hanno ucciso la sua migliore amica Elisabetta Bolghiar, che tutti conoscevano con il nome di Adele, trovata morta in un edificio abbandonato che in passato ospitava l'ex consorzio agrario a pochi metri dal porto di Catania. La vittima, 36 anni, nazionalità romena, aveva segni evidenti di percosse e qualche ferita d'arma da taglio, specie alle braccia e al collo. L'autopsia, prevista tra domani e mercoledì, potrà fornire elementi utili agli investigatori. Si indaga per omicidio. Non hanno dubbi gli investigatori che stanno puntando l'attenzione sul mondo della prostituzione e del crack. Non si dà pace Carolina, proveniente dalla Repubblica Dominicana ed amica di Adele. Mi piace fare male alle persone, alle donne deboli, come Adele, come me, come tanti altri. Era un pochino solitaria, però quando si è affezionata ti dava tutto il cuore. Condividevano il cibo, poco per la verità, e a volte qualche dose. Tu hai mai fatto uso di droga? Sì. Quanto costa una bustina di crack? Non c'è da fare i vostri. Prima di andare via, Carolina ci fa una confessione e ci racconta di essere stata stuprata anche lei. Un anno fa, sì, da 2 non ne posso dire né animali né esseri umani. Che cosa ti hanno fatto? Di tutto. Sotto gli archi della manina. Carolina e Adele, 2 storie simili e dolorose in una città che a volte mostra lati oscuri, segnati da malaffare e indifferenza. Veniamo adesso all'escalation tra Israele e Iran che travolge anche fra gli altri con un Medio Oriente in fiamme, anche Dubai, cuore finanziario del Golfo. Ci sono lì oltre 20.000 italiani e centinaia di studenti bloccati. Sentiamo il racconto di una giovane imprenditrice siciliana, Eva Spampinato. Vivere ogni giorno per settimane o mesi con questo patema d'animo non so quanto sia possibile. Come dentro un film, come un incubo che non finisce mai. È quello che sta vivendo Giorgia Colla in queste ore. 29 anni, palermitana, imprenditrice digitale, vive e lavora a Dubai come altri 20.000 italiani. Oggi è stata la prima notte in cui sono riuscita a dormire qualche ora di fila. Non sai se stai facendo la cosa giusta. Una giovane partita dalla Sicilia per cercare opportunità e che si ritrova inaspettatamente in un teatro di guerra. Mai avrebbe pensato di poterla vivere da vicino. Ho quasi gli occhi lucidi perché non mi sembra vero. Questi li ho sempre visti al telegiornale, appunto.
E così Dubai, da capitale del lusso e del turismo globale, diventa nuovo fronte dell'escalation in Medio Oriente e subisce gli effetti della guerra di America e Israele contro l'Iran, travolgendo una città considerata fino a pochi giorni fa una zona neutrale. Stiamo cercando, ripeto, di rimanere lucidi. Ci sono valigie e scarpe già pronte sull'uscita della porta e magari dei pacchi anche pronti, magari di spesa. C'è un po' di caos, sono tutte le persone che ospitiamo. Giorgia e il suo fidanzato vivono negli Emirati da 3 anni. Da sabato hanno messo a disposizione casa loro, a pochi chilometri da Dubai, per ospitare amici e conoscenti che invece hanno casa in centro, terrorizzati dai voli di razzi e droni sulle loro teste. Stiamo cercando di attendere informazioni. C'è chi di persone che conosciamo sono andati in Oman. Ma questo un monolocale dove una di loro dorme. Intanto da Palermo i genitori di questi ragazzi provano a stargli vicino, nascondendo paure e ansie. Mio padre cerca di sdrammatizzare nonostante la distanza dice: guarda il lato positivo, siete chiusi dentro un bunker di lusso. E c'è ansia e preoccupazione anche tra i passeggeri che devono volare in quelle zone. Allo scalo di Catania, in aeroporto, gli spazi aerei sono chiusi e tanti passeggeri sono bloccati in alcuni aeroporti. A Catania non si vola per Dubai. Adelaide Barbagallo. La guerra in Medio Oriente con l'attacco di USA e Israele all'Iran sta creando caos nei cieli di tutto il mondo, innescando quella che gli esperti definiscono la più grave interruzione del traffico aereo globale dai tempi del Covid. Chiusi gli spazi aerei di Iran, Iraq, Israele, Siria, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, sono decine di migliaia i passeggeri bloccati in scali cruciali come Dubai e Doha o con voli cancellati verso l'Europa e il Nord America. Voli per Dubai sospesi all'aeroporto di Catania. La compagnia aerea fa conoscere di volta in volta lo stesso giorno lo stato dei voli. Prossima data utile sarà mercoledì e sarà lo stesso giorno, cioè il 4 marzo, che la compagnia aerea farà conoscere ai viaggiatori se potranno viaggiare o meno. Tensione e preoccupazione tra i passeggeri in partenza o arrivo nello scalo catanese. Per andare all'estero sì, però noi abbiamo volato in Italia, quindi i problemi non ce ne sono stati, ecco. C'è una tensione di base, ma al di là se prendi l'aereo o no, cioè c'è proprio una tensione di base in generale, secondo me. In questo momento non mi sposterei fuori dall'Italia per come è la situazione attuale. Le ripercussioni ci saranno, quindi c'è paura in generale che qualcosa di brutto possa accadere, sì. Secondo le normative internazionali, in caso di cancellazione di un volo, la compagnia è obbligata a rimborsare il biglietto, a riprogrammare su un volo alternativo o in altra data. Non è obbligata però a dare al passeggero un indennizzo quando la chiusura dello spazio aereo è per motivi bellici, perché questa circostanza rientra nelle cause di forza maggiore. Siamo adesso alla cronaca. 3 giovani arrestati a Caltanissetta durante un controllo nei pressi del carcere volevano introdurre all'interno del carcere con un drone droga e cellulari. Sentiamo Rita Cinardi. Avrebbero voluto far arrivare droga e cellulari dentro il carcere Malaspina di Caltanissetta utilizzando un drone, ma il loro piano è stato scoperto e bloccato dai carabinieri durante un controllo notturno in centro città. In manette 3 giovani originari della Puglia, un uomo di 29 anni e 2 sue coetanee, fermati a pochi metri dall'istituto penitenziario. I militari della sezione radiomobile hanno notato l'auto ferma in una zona ritenuta sensibile e hanno deciso di approfondire. Dentro il veicolo c'era tutto il necessario: un drone professionale con accessori, 18 smartphone già suddivisi in buste, 300 grammi di hashish divisi in dosi, una bobina di filo d'acciaio e quasi 14.000 euro in contanti. Secondo gli investigatori il materiale era pronto per essere trasportato oltre le mura con un sorvolo notturno dell'area carceraria. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 29enne, mentre per le 2 donne è scattato l'obbligo di dimora con prescrizioni. L'intero materiale è stato posto sotto sequestro. Dopo un mese di chiusure e paure andiamo a Niscemi, dove la zona rossa è stata riaperta e scatta un monitoraggio senza precedenti con droni, sensori e satelliti per tenere sotto controllo i movimenti del terreno. Gerri Italia.
Molti residenti hanno già fatto rientro nelle proprie abitazioni, altri invece preferiscono attendere ancora qualche giorno. Resta il timore che il fronte franoso possa riattivarsi, un'ipotesi che secondo la Protezione Civile può essere esclusa pur mantenendo alta l'attenzione. Il fenomeno franoso, che ha interessato una fascia di circa 4 km e imposto l'evacuazione di centinaia di persone, resta comunque costantemente sotto osservazione. In campo un sistema di monitoraggio avanzato che integra più tecnologie. A sorvegliare il terreno sono ora anche i satelliti di Capella Space, azienda acquisita dal gruppo statunitense IonQ, specializzato in informatica quantistica. Attraverso radar a apertura sintetica, i satelliti consentono di rilevare in tempo reale anche minimi movimenti del suolo, fornendo dati cruciali ai tecnici e alla Protezione Civile. Un progetto nato dalla collaborazione tra la base di Sigonella, il consolato statunitense e l'amministrazione comunale. Il controllo dallo spazio si affianca a droni ad alta risoluzione, stazioni GNSS per intercettare microspostamenti e sistemi laser utilizzati dai vigili del fuoco. Un dispositivo integrato per garantire sicurezza e prevenzione, mentre Niscemi prova lentamente a voltare pagina. Scontro mortale all'alba sulla statale 410 Camastra-Nauro, a perdere la vita un bracciante, altri 5 sono rimasti feriti mentre si recavano nei campi. Davide Sardo. Tragedia all'alba sulla statale 410 nel tratto Camastra-Naro nell'Agrigentino. È di un morto e 5 feriti il bilancio del violento incidente avvenuto nelle prime ore del mattino, quasi all'altezza della caserma dei carabinieri della stazione di Naro. A scontrarsi sono stati un'auto e un camion carico di frutta diretto a Canicattì. Nell'autovettura viaggiavano 5 cittadini albanesi, braccianti agricoli diretti nei campi per iniziare la giornata di lavoro. La vittima è Flori Topalli, 24 anni, deceduto sul colpo. Gli altri occupanti del mezzo sono rimasti feriti. 2 di loro versano in gravi condizioni. Tutti i feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati negli ospedali di Agrigento e Canicattì, dove sono attualmente ricoverati e sottoposti alle cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale, che hanno messo in sicurezza l'area, estratto i feriti dalle lamiere e avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Il traffico ha subito rallentamenti fino al termine dell'operazione di soccorso e dei controlli. Le autorità proseguono gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. È un motociclista di Salemi, vicino Trapani, ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri sera. La vittima ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo dell'illuminazione. L'impatto è stato fatale nonostante il giovane indossasse il casco. Operazione interforze per la sicurezza alimentare a Catania, trovata carne tra i rifiuti, cucine infestate da scarafaggi. Sentiamo Luca Ciliberti. A Catania una task force interforze coordinata dalla polizia ha condotto controlli mirati sulla filiera alimentare dai grossisti del massa al commercio del taglio nell'area del mercato di Piazza Carlo Alberto, la cosiddetta Feroluni. Il bilancio complessivo supera i 42.000 euro di sanzioni con la chiusura e la sospensione di alcune attività. Il caso più grave riguarda una macelleria nella zona del mercato di Piazza Carlo Alberto, riscontrate numerose carenze igienico-sanitarie. La carne, ad esempio, era conservata per terra tra sporcizia e detersivi corrosivi. All'interno trovate anche 2 lavoratori irregolari, impianti non conformi a rischio incendio, alimenti privi dei più elementari requisiti di tracciabilità. In questo caso sono stati distrutti 260 kg di merce alimentare. In un'altra macelleria della zona, già sanzionata in precedenza, è stata disposta la chiusura per reiterate violazioni, sequestrati 30 kg di carne non tracciabile. Durante le verifiche i poliziotti hanno notato la presenza in strada di un venditore ambulante di pesce che aveva sul bancone materie prime senza ghiaccio e senza adeguati impianti di refrigerazione. Parte del pesce è stato trovato in vasche con acqua sporca ad una temperatura non idonea alla conservazione. In un altro controllo, il NAS di Catania ha sospeso un'attività di ristorazione all'interno di un noto centro commerciale della periferia ovest della città, all'interno sporcizia e blatte vicino al cibo. È stata disposta per questa violazione una sanzione di 3.000 euro. Informazione di servizio: l'acqua sarà sospesa domani in alcune zone di Catania e dell'Interland per lavori urgenti della Sidra. La sospensione a partire dalle 8 di mattina e per l'intera giornata interesserà San Giovanni La Punta, Gravina di Catania, Tre Messeri e Tenneo, esclusa la zona di Canalicchio e Sant'Agata Libattiati. A Catania disservizi potranno esserci nella rete delle vie Leucatia, Del Bosco, Manzella, Novelli, Zangri, San Gregorio, Barletta, Galermo,
parte alta, Barriera, Brescia, Naselli, Sebastiano Catania, sempre parte alta, e traverse limitrofe a Misterbianco. L'intervento avrà ricadute sulle vie della Zagara, Belsito, Poggiolupo e traverse limitrofe. Il normale funzionamento, quindi ripristino dell'acqua, avverrà in modo progressivo a partire da domani sera. A Ramacca uno spacciatore che trasportava in auto oltre 7 kg di droga tra marijuana e hashish è stato arrestato dopo un inseguimento dei carabinieri. L'uomo era uscito dal carcere da una settimana e viaggiava su un'auto rubata. Non trova un suo libro, accusa i familiari di averlo preso e poi estrae una pistola e minaccia di morte i 2 fratelli più anziani, rispettivamente di 64 e 70 anni, e la madre 90enne. Poi li ha presi a morsi e ha colpito uno dei 2 alla testa con il calcio della pistola. È l'accusa contestata a un 54enne di Motta Sant'Anastasia che è stato denunciato. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie per raccontarvi tra l'altro la bravata di 4 ragazzi che si sono arrampicati sul pilone di Messina. A tra poco. E vediamo adesso le immagini di questa bravata che è finita senza rischi per nessuno, di 4 ragazzi che si sono arrampicati sul pilone di Messina, il traliccio dell'Enel ormai inutilizzato. Francesco Triolo. Hanno utilizzato un paio di transenne per salire sul basamento in cemento prima e poi arrampicarsi sino in cima al pilone di Torrefaro. Una bravata, finita però in caserma per 4 ragazzi, quella di ieri pomeriggio a Capopeloro, in un'area chiusa al pubblico ormai da anni. La scena è stata ripresa da alcuni passanti con i cellulari, foto e video dove si vedono i giovani mentre si arrampicano sulla struttura, uno dei simboli più riconoscibili dello stretto. A poco i ragazzi sono saliti dalle scale utilizzate per la manutenzione per arrivare sin su in cima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che gli hanno prima intimato di scendere e poi fermato i 4 ragazzi ed identificati. Per loro potrebbe scattare una denuncia visto che l'accesso al pilone è vietato. La bravata, proprio mentre il comune ha appena affidato i lavori di manutenzione del basamento della struttura, un intervento da circa 88.000 euro per mettere in sicurezza la base del pilone ed evitare proprio l'accesso non autorizzato. Negli anni infatti recinzioni e cancelli sono stati danneggiati e la vegetazione è cresciuta senza controllo. Il primo passo in attesa di un progetto più ampio di recupero e valorizzazione del pilone che però al momento non ha ancora un finanziamento definitivo. A vincere il Carnevale di Sciacca è stato il carro Non aprite quella porta, dedicato al tema della guerra. Si è chiusa così l'edizione dei 400 anni. Sentiamo Davide Sardo. E Non aprite quella porta a giudicarsi il Carnevale di Sciacca 2026. Il carro dell'associazione Quelli di Ma che Voice conquista il primo posto con un'opera innovativa dedicata al tema della guerra di drammatica attualità. Un lavoro che ha colpito per qualità artistica, impatto scenografico e forza espressiva, convincendo la commissione presieduta da Sino Caracappa. Si chiude così un'edizione speciale, quella dei 400 anni di storia per una delle manifestazioni più importanti d'Italia. 7 i carri allegorici in gara, protagonisti lungo il circuito cittadino tra satira, musica e coreografie spettacolari. Terzo posto per Appesi a un filo, la nuova avventura. Secondo posto per Toda Gioia, Toda Allegria, Nuova Arte 96. Applausi e grande partecipazione di pubblico per un carnevale che unisce tradizione, attualità e identità culturale. Il sipario si chiude con lo sguardo già rivolto al prossimo anno. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva con la sconfitta del Palermo e il pareggio deludente del Catania. A tra poco. Siamo al calcio, brucia la sconfitta dell'Adriatico per il Palermo che si allontana dalla vetta. Sentiamo Marco Gullà. La sconfitta di ieri all'Adriatico contro il Pescara potrebbe condizionare, e non poco, la corsa del Palermo verso la promozione diretta. Da paradiso ad inferno, tutto in unica fermata. Sì, perché il Palermo, se avesse centrato i 3 punti, si sarebbe avvicinato notevolmente alla coppia di testa Venezia e Monza. E invece il KO contro gli abruzzesi rischia di far uscire fuori strada la formazione siciliana e dire che dopo un primo tempo particolarmente equilibrato il Palermo la sblocca con il solito Poyampalo. Sembra
Sembra il gol che apre il via alle danze. Non è così. A ballare è solo la difesa rosanero. Prima Insigne pareggia, poi nel finale il gol di Maestri con deviazione beffarda per Joronen. Dopo 114 giorni il Palermo ha interrotto la sua striscia positiva di 14 risultati utili di fila. Dopo 14 partite imbattuti, insomma, purtroppo non ci voleva, dobbiamo accettarla, non siamo stati il solito Palermo e se non sei il solito ricadi negli stessi errori di tanto tempo fa. Speriamo sia solo un incidente di percorso e dobbiamo ripartire subito. C'erano tutti gli ingredienti per un pomeriggio memorabile, visti i risultati delle dirette concorrenti. Invece i rosanero sono riusciti a rovinare tutto con una seconda parte di ripresa orribile. Primo tempo 0-0 e fatto gol subito come abbiamo pianificato a metà tempo, ma comunque abbiamo secondo me fatto abbastanza, errore tecnico mio, purtroppo il momento chiave della partita dato fiducia a Pescara e comunque nonostante di posizione della classifica è piena di ottimi giocatori. Mercoledì altro turno di campionato al Barbera, arriva il Mantova. E finisce 0-0 il primo big match in terra campana del Catania. I rossazzurri hanno pareggiato a Salerno, adesso si troveranno di fronte il Benevento che nel frattempo è volato a +7. Marco Carli. 0-0 amaro perché soprattutto nel primo tempo il Catania gioca meglio della Salernitana e perché il pari della Recchi consente al Benevento di allungare in classifica. I Sanniti hanno 7 punti di vantaggio sugli etnei e giovedì le due squadre si troveranno di fronte al Vigorito. Toscano nei primi 45 minuti osserva i suoi che creano occasioni, almeno 4 abbastanza nitide, un cross di Casasola su cui non c'è l'intervento decisivo, una conclusione di Donnarumma parata dal portiere campano. D'Ausilio che corre, si accentra, salta benissimo il suo diretto avversario ma non conclude altrettanto bene. E ancora Casasola che di testa indirizza verso l'angolino ma la palla esce. Sono orgoglioso per i ragazzi, poi c'è mancato il gol, lavoreremo anche su quello perché sta capitando troppo spesso che noi per fare un gol dobbiamo creare 7-8 situazioni pericolose, però ripeto, io devo fare solo complimenti ai ragazzi e sono orgoglioso di loro. Nel secondo tempo non ci sono grandi occasioni, la Salernitana chiude meglio gli spazi, il Catania non soffre ma punge di meno e al fischio finale vede il Benevento scappare, la chiosa la mette Cosmi che fa i complimenti al Catania e poi guarda la corsa al primato. Il Catania fa bene a sperarci anche perché poi la prossima credo giochino subito contro, però nel caso di non vittoria del Catania credo che a 7 punti si può sempre sperare, però solo vincendo ti rimetti in condizioni di creare pressione al Benevento. Credo che nel caso di sconfitta sono tanti punti da recuperare, un pareggio ti lascia un pochino nel limbo, però io oggi ho visto un ottimo Catania. E giovedì sera è stata consentita l'apertura del settore ospiti dello stadio Vigorito di Benevento. Saranno 1.400 i biglietti a disposizione dei tifosi del Catania che vorranno sostenere la squadra in trasferta. I biglietti sono già disponibili attraverso gli abituali canali di vendita. E con questa notizia noi ci fermiamo, vi lascio adesso ad Anteprima Corner, a tutti un buon pomeriggio.